Saluti a tutti e bentornaus a una puntata nuova de Recetas Anticas. Oggi siamo in Gaddura, siamo in su sartu de Terranova, de Olbia, e dopo andai a questionare con Maria Antonietta Mazzone e dei Recetas Anticas suas. Non si da perdaisi. Saluti a tutti, bentornaus a una puntata nuova de Recetas Anticas. Oggi siamo arrivati a Gaddura, accanto de Terranova, de Olbia, e siamo in compagnia di Maria Antonietta Mazzone. Saluti Maria Antonietta. Saluto a ti do grazie per aver arrivato bene in domo tua. Ma dobbiamo cominciare un po', ma che si conta se poco di tu? Commenti se si arrivara a cucinare, a ti occupare di cose di papà? Tanto, cosa di papà si occupa che ripiace da manicare in pratica. E a me cosa da manicare mi è sempre piaciuta, sono sempre stata, come ti si narra in italiano, buona forchetta, no? E quindi mi è sempre piaciuto a cucinare. Quindi mi è venuta questa cosa di in qualche modo iscrivere, in maniera che tutto la sarà un po' dal fare, in sa famiglia, sa ricetta della sua famiglia. Oggi ti cuciniamo su? Noi avremo una cosa che non è terranoesa, è studusuina, ed è una ricetta licchita. Su nome caliesti? Su nome è impanatella al frissas, però li naran pure petit pâté. Petit pâté. I ingredienti si calibrano? Tanto, sa simula, sabba, su sale e su volchino per fare una pasta violata. Questa pasta. Poi, azzo, specchia, pomata sicca, pedrosimula, armidda. E poi biu solluguru? Che voi, una volta che noi l'abbiamo preparato, dobbiamo friere, si manicano frissasa. E poi la cosa più importante è questa petta, questa è una petta di vitello macinata. Va bene, bezza di vitello, questi ingredienti principali di oggi. Pietro Mereu tocca radunare e sta andando a picare un allevatore di noi, Marco Azara. Marco, tanto, se usano in sarto de Olbia e contasino pa questa storia di questi pecus che tenni sanoa, contasino pa questa storia tua, che è mega interessante perché questa pezza che imparato poi il recettare di oggi è una pezza connota di meda gente, ma dante testata poche persone, questa cosa è un po' strana e custa. Te conosci in mezzo, ma dava fatta in pagos. Commenti mai? Commenti mai. È un cammino che è cominciato da tantos anni, da quando fio minore. Me l'ha tramandato il babbo e mio nonno. Io l'ho conosciuto che purtroppo è mancato che io in banno, quindi potete immaginare che sono sfoccato al namus. Questa passione per salvaccas è una cosa che uno li nasce da suo coro, compreso. No? È una missione di vita di Bottonarre. Poi potete intraprendere vari cammini, varie professioni, compreso, però salvaccas restano sempre una situazione che ti appassiona e ti emoziona. E noi che ho cercato di realizzare questo che vedi su un sogno, un sogno di minore, fa che sconoscere le attività, fa che sconoscere questi animali, fa che il videre di te vio capazze di fare. Ma tu quando fosti giovane tenias a gustare baccas o tenias a trarre baccas? No, in famiglia abbiamo sempre detto al vacca al murina salda. Sì, proprio che rimuscilcare questa famiglia di mamma, ma tornando a suo antenato, mamma è originaria di là. È nascito sul primo ceppo del Salmurina, sa Laesa, è nascita proprio questa famiglia nostra, questa famiglia Pinnamico. Poi si è trasformata su tempo, si è evoluta come tutte queste cose. E oggi su 98 ho cominciato a sostituire mano a mano e poi sostituito in tutto, sono animali murino, sono in questa razza di origine francese. Limousine, si chiama Limousine, è originaria della zona del massiccio centrale, Saida de Limoges, va da un importante centro di selezione proprio di questa razza, è un centro nazionale proprio di selezione. E ha poi cominciato a acquistare i suoi primi animali, li ambientare in noi, li fa crescere, riprodurre. E poi ha creato un ceppo che si distingue da chi sullumine meglio. La cosa interessante è questa, che tu su traballo tu non ti hai legato prima,
esti creai tagios de baccas, cioè creai una bacca che sia un esempio per creare un udagio. Però questa cosa interessante è questa, sicuramente noi alle cause di cucina e delle ricette antiche, questa cosa interessante è che invece la pezza tua, proprio perché questa bacca vive bene, perché la leva in un determinato modo, tiene una qualità di media alta e è per difficile da accattare. Ma spiegasi questa cosa, perché questa cosa interessante è questa, cioè tu crei la bacca per creare una genealogia di bacche eccezionali, però la pezza è eccezionale. Tanto, non è una cosa semplice né da spiegare né manco da comprendere. Può essere vita come una cosa stravagante. Sa passione mia, comincio da AI, sa passione mia è costruire a casa proattere sallevatore. No? Quindi io chilco di misturare tutte queste genetiche che secondo me sono più adatte per costruire un animale adatto al suo territorio del sallevatore che chilca sacca da me. Okay. Partiamo da un vitello, che sia un maschio sia una femmina. Se è un maschio ha da diventare un trau, no, per un altro allevamento, ma la passione mia, di ripeto, è salvaccasa, proprio sul genere femminile. Quindi costruo una itella, o chilco di costruire, questa è l'ambizione, una itella che ha una caratteristica principalmente di docilità. Casa animale docile è più facile da gestire in tutte le situazioni. Può essere un'istalla manna come può essere un campo immenso. Poi, dopo che il docile deve essere capace di camminare ene, che sul territorio può essere uno piano di cemento oppure può essere un eurocalzo pieno di frascas. Poi che abbiamo costruito sospese, abbiamo costruito tutta la forma e l'equilibrio scheletrico e muscolare. Quando abbiamo fatto questo, l'abbiamo da alimentare. Non va nulla di mezzo che l'alimentare in una maniera naturale. Quindi in tutte le essenze spontanee che la terra offre, e ti do solo una piccola indicazione. L'essenza multifloreale della Sardegna è la più vasta e variegata del suo mondo. Sabba a buffare della Sardegna è considerata una delle sabba, se non sabba menzul del suo mondo. Su mele della Sardegna prodotto da essa aves, no? E quindi potete immaginare che sono fiori, che in tutte le essenze al Mediterraneo, pure la pestilenza della spina, del saldo, no? Sì. Che sono infestanti, invece no, non sono utili, se no che sul campo lo vedete, per mille maniere, che sono piene di vitamine. Tanto tutta questa situazione, in matematica si narra si va che su un'equazione, non può che dare e donare una petta che siede buona. Meda buona. Pro narrare che il medaona lo può narrare tu e lo può narrare il cielo, ma è una cosa soggettiva. Quando poi ponesi in confronto che in altre realtà, come successi sa vita, chi ha avuto occasione sonore pure di confrontare e di fare che sconosca questa petta all'esterno della azienda, che è una cosa è stessa cucinata d'uomo, di mamma e di muzzere nostra, la nostra pure, o una arrostita di spuntino che sono amici. Sarebbe andare in contesto che tu potete comprendere, sono importanti e tanto vada a cuoco, se professionisti importanti che cucinano questo prodotto, che in tutte le attenzioni tecniche che bigherene, certo. E tanto che sì questa verità, che sempre questa verità da fuori. Quando fa questa analisi e il prodotto ha determinate caratteristiche ed è considerato a un livello mondiale, tanto questa è una soddisfazione. Tanto. A Zigu, la farina la dobbiamo passare in maniera che possa essere arieggiata, poniamo su un cucchiaino e mezzo di sale. Sali, la simbola è anziché di abba. Facciamo su a moderna, che trovare la pasta violata, si fa che prima si pasta un po' tosta e poi a piano si aggiunge su zucchino. Però come a moderna si fa che ponzendo tutto varisi. E noi facciamo il vai, scavaghiamo su un po' prima. Ma già che si fa in questa cosa, pasta violata. Pasta violata. La pasta violata è praticamente in tutta la Sardegna una delle preparazioni più importanti che abbiamo sia per la roba salita che per il dulce. E
Questa è una cosa che che tocca da sia uno pappai, uno primo prato, però uno dolce pure, si narra pasta violata. Pasta violata. Non Pasta violata, questa pasta violata vaghimus asseadas, questa pasta violata vaghimus tanto il dulces, e come in questo caso abbiamo fatto queste impanadas che sono frissas, però non dimentichiamo che bisogna avere queste impanadas che si vagano in furro, queste almannas che si vagano in tanto modo. E qui è andata una pasta violata. Questa cosa che si preparando in areuso, quando si fa quando... Tanto, questa vede ammettiamoci una cosa, che in antichità sapetta fidi un grande lusso, quindi non fidi una cosa che manicaia in dunzi die, fidi una cosa che si manicaia adesso alle grandi occasioni. A Musanalski da 1950, 1960 ha cominciato a essere più ricca la gente, no? A avere più possibilità, stando sapetta è entrata a fare spalte dell'alimentazione a Musannarrere, sino de donzi die, insomma, che si va chiamata abbastanza spesso. Come invece praticamente si impitta dunzi die e quindi si va in dunzi occasione. Ma prima vidi una cosa che si va chiamata solo per usare festa, per usare sapetta, no? Musannarrere. E questa vidi una di queste cose allicchitas che potevano essere fatte sia da provare un secondo, come si usa come, sia provare come te va come un aperitivo. Fidi una cosa che va chiamata in mezzo a fitoso. In Saida mia no, però in Seltalvidda sti puberchidda, per esempio, su questo tipo di impanadedda e ne ha fatta proprio da fito, magari più il minoredda, però veniva fatta... Tu vi stai questionando e tu sei de Udusò, però si imparava su cucinare, su pappai tradizionali di noi, di Terranova pure. E immaginare una cosa interessante, sta che questo stretto, questo stretto della Sardegna sta tipo un luogo di attopio, de lacana, de frontiera, in suo pappai pure, in Sandus, si mistura tutto a pari. Sagaddura da sempre ha una cochina che è un poco diversa dai sul resto della Sardegna. Pruitte che essendo acculto a sa Corsica e quindi a sa cultura issoro. E ischende pure che questa parte alta della Sagaddura, meda sono di originario della Corsica, no? Meda cosa si assomigliano. Abbiamo ancora piattos cadduresos che sono piattos della Corsica. Bella questa cosa, perché è una cosa che tocca la lingua pure, un areuso, sta iniziando una contaminazione 360 gradi. Infatti, sono scadureso, so questo corsicano, in pratica di bassa Corsica si comprende bene. Se vuoi dare gusta, Nareuso. Sì, come gusta che è tribagliata a ene e poi la vogliamo a riposare. Sì, gusta come è tribagliata, che ne infolza e poi è posta a riposare. Come le ammussattera e possiamo cominciare a fare su pieno dell'ettesinara, dell'impanadella. Quindi musavetta, che è questa cosa più importante. Il bicchiere da musannato, il bicchiere su sale, quindi cominciamo a porre un pachetto di sale. Stando uno diano a una parte, tocca a preparare bene su chi andrà intro dessa su pieno. E... come bevono i mussazzu? Un bello vago. Un vago di azzo, un vago di spettia, che vuole mulderettos, e poi pedrusimula, è già netto gusto, Tanto Fabio, e poi fatto come tutto si impasto, che in tutta la scuola scamonnato, misciamo tutto, e siamo pronti. Arrego da me su fuoco che si nava gusto. Questa si narra spettia. Tanto non di nara su pipiri. Qualcuno li narra fino a pipiri, sì. Pipiri oppure spettia niedda. Narra su impanadedda da rapprenisi con sa pezza crua. Sì, tanto. Sa ricetta normalmente si fa che sapetta viene passata
un mese secondo, proprio su tanto a zico da cantare sa padella, pagu, e vi pone sa petta in tutto su condimento e che ne zighe de uso. Ma questa è una petta che è particolare, che hanno nato, no? Questa è una petta allevata in un certo modo, noi che accattiamo in su supermercato, e la calzaponna è scrua che secondo me non dà su massimo. Però se andiamo a comprare e la queremos tornare a fare in domo, la possiamo passare un minuto in sapadella e poi la lasciamo frittare prima della pianare. Come faremo si sfoglia, pianiamo e la scoghiamo, poi la friemo. Tanto va bene, questa è questa pasta che ha riposato ed è questa pasta violata. Vedi come è bella? Più che si dà tostata pure. Eh? Uno qua cosa sti in tostare? Sì, questa pasta violata. Noi ha poi bisogno di aggiungere nuda, di bagnare nuda. Esti differenti dessa panata a manna. Poi questa panata a manna non va con questa pezza coi a intro, giusto? Sì. Ma tipo pentola a pressione, nareo. Invece questa siccome è frissa, pare si assimigliata come te forma una seada, una metà di seada. Come ti fa abitare diretta come in teste. È un prato compreso, nareo, proteina, carboidrato. Tutto. Ha proprio tutto. Questo devo imparare a mia pure questa cosa, non a mia. La macchinetta? Mi devi imparare a me pure. Poi fai scalurgioni, sì. Questo in Campitano non si va, no? In Campitano in modo da sfainti, perché da saici pure. Però tornai, in domo, amico su de assemmini, vanti turta sa parenti, manna. Però questa si cuoca in forno. Sì, sempre in forno. Sì. Tanto, abbiamo preparato questa sfoglia belletta, leiamo a zighevetta. Sempre a ovo, una reus. Tutta a ocio. È una cosa gusto de soco in sa cucina tradizionale sarda esti. Ma un vago verso in tutto, sa antica si impittagliana. Misura saici. Sì, schiandi ogni cosa e te biccheria. Che faremo il vestire nesaria. Poi leiamo su una rodettella. Tellinate sa custa? Sarretta e noi rodetta. Bellicetta. A po' biondi tenisi de dogna tipo, a due sarrota sapore, un da ed eccola. Minoredda. Ma è un valino colurgioni. Un colurgione manno però, Un colurgionone. Un colurgione che ti prendiri. Con uno a sprandi una reusa. Tanto va più mio. Come abbiamo preparato, proviamo alla friere, ma che arriverà alla salsa zara, a pappai come tenere il voi. Anda bene in meta. Tanto Maria Antonia, se si arriva su un momento proso. Poi vediamo i terminaras di questa. Da ciappaici con i smanos e da mussio. Ali? Cassia, troppo buona. Brava a diadero. Buona? Castello di Naraso, stravanara. Buona. E ta fai uso in moi, Maria Antonia, e ta si cucina se in moi? E muove cucino, pisello che impetta. Pisello che impetta. Intanto so io a cucinare su pisello che impetta. Pietro, intanto so io cucinavo bittello oggi. Volevamo comprendere con tu, insomma, andare poco per a fondo in questa questione della H limousine, sta bacca limousine. Stanno vegos che funti strangios, ma
pesava, Savini, due spesa crescenti in Sì, Sardegna. questa cosa interessante di Marco Azara che ho visto quando sono andato da Gattà è questa, che sa bacca limousine è francese, però è una bestia che cresce in Sardegna, evidentemente i teneti su Derrino, su Saire, che due in quest'isola da creare le condizioni, poi mancava la possibilità di avere del marchettotto, di una peste eccezionale, di un animale eccezionale, poi non si spiega da commenti mai in Sardegna che ci funti 8.000 vacche limousine, in Francia 16 milioni, si commenti mai se eccellenza potete essere in quest'isola e questo mi spinge a comprendere che non tenevo ancora bene questa valorizzazione delle bestie che tenevo, e detto questa cosa che tenevo, petta su meli che tenevo in Sardegna, su latti, ma legavo per i satrorta quando si andavo da Franca, che per esempio per in questa zona di Bidamanna, quando ho legato su Gennargento e su Supramonte degli animali che vappano con l'erba, di cambia sul gusto della sapessa e del su latti. Ma non solo ti cambia dal suo gusto, ti cambia di avere questa qualità di questa cosa. E tanto questa cosa è interessante. Voi sta disorbiendo in tutto il spuntato del resto antica. Questa cosa principale, uno può fare con due chiolesi, però chi tu tieni una materia prima buona, puoi fare calisia da questa cosa. Ma anche di papà, se non conosce la cotta in su vorru, ma anche una cosa semplice, senza di vorre mille cose in piso, è buona su proprio. E fai bene. E tanto un'altra cosa che sia più spuntata è questa cosa dessa modernirari, dei giovonus, e in senso di una castiara sarda, però chi castira a tutto il mondo, in senso potrebbe essere pure questo pure un potenziale di seguire a capire questa cucina tradizionale a maniera più moderna, si hanno reso pure debiti allevamento. Secondo me a pago la gente comprendendo che devo a pubblico mezzo anno fuori da questa Sardegna e secondo me mi ha aiutato a comprendere meglio le cose, sapete sinara non era da avere Michelangelo che può dire bene una cosa che si sta facendo e poi andai atteso e quando si sforza comprendi per le cose che valenti devo va bene stui. E tanto devo penso che prima di tutto secondo me ogni picciocco un periodo si deve andare da un suo, si deve formare in forasa, poi quando torna poi ti portare, ma di dormire per i mamogliati un montone di giovani andavano a studiare in forasa e tornano in stato tensoro e un sacco di questi giovani stavano avendo cantina ardeino e in ogni settore secondo me adesso probabilmente sempre per usaici, voi a Savini città si vanno diventando un luogo difficile da vivi. Per io che devo pensare che mi devo tornare a vivere a Milano, cioè non mi interessa più, devo vivere una da viticca, poi faccio una vita tranquilla e poi mi serve di questa tranquillità. Ma metà giovane che mancai vanno un periodo in forza, poi tornano, poi a una certa età ti pregi di più questa tranquillità. Secondo me è una questione di valori, di mentalità, però secondo me a pago in sul mondo c'è questa tendenza che sta cominciando a cambiare, che la gente è tornando più a questa terra e a esposto spittico può essere tranquillo. Io spero che questa Sardegna poi non venga solo turista, ma venga noi americani tedeschi, giovani, a creare ricchezza nuova. Oh, tanto Maria Antonia, Masinao de fai su pisello con petta, sa petta de bittello è sempre gli ingredienti principali, sì. E concordavo sta mesa, esatto gli ingredienti si calivunti. Tanto abbiamo una sapetta principale, poi su pisello, come se fosse stagione, quindi pisello, e poi tutti gli aromi. Noi abbiamo schevudda, azzo, pedrosimula, fumata secca e a sapere che abbiamo usato che dove non Brasile. Anda bene. Sempre poi, no, una volta che abbiamo frissato la sapetta, inghimmo tutto il nusco che abbiamo preparato, poi abbiamo sabba una volta che la sapetta è scotta e abbiamo su pisello. Anda bene. È un pasto proprio antico. Naturalmente quando lo vaghi anche sapetta vedi un pasto importante, se no si va su pisello, come te l'ho apponato in tutto questo nusco, poi abbiamo la minestra. Anda bene.
Sandu, La prima cosa, segamo sapetta. Biendi aici questa mezza. A musannare si può narrare un spezzattino di pisello, ecco, va bene? Ghisau, non narai si ghisau, non so narrai su ghisau. Ghisau si narra più su... sì. Quando sei caduto sta pezza di però l'impittana più stronarre quando si deve fare chi si bagna. Ah, oh, andato, comprendo. Senza biendi una cosa che abbiamo pensato, perché adesso teniamo, e non devo fare pure su sortu. Biendi aici però sta cosa fresca tipo sta frabbica e su pisurci, che non so di narrare su pisurci. Mi fai pensare già a piri su pisurci aici, mi fai pensare a una cosa già antica, perché non si biprusu e tanti pensi sarebbe questa cosa. Tanto, intanto si deve coltivare sempre più spago. E poi si va che prima a comprare questo congelato. E in più su pisello l'impittano come più su a musannarrere a contorno come tenara, non cosa moderno. Ma prima su pisello vedi una cosa importante e fondamentale è l'alimentazione. Come di questo periodo, tutto sal minestra, sa pasta, che in pisello va e ne hanno fatto al meda, come questa cosa si fa che in più spago. Infatti questa è la regione, è proprio una minestra, in questo caso, che l'abbiamo fatta più su, a musannare di nodida, fatta che sapetta, ma se no, pisello che minestra vedi un pasto a musannare quasi di 11 die, quasi di 11 die. In capitale dopo ne uso con angioni con pisurci è una cosa è una cosa prelibata. Infatti sì. Come commenterà la prima cosa abbiamo segato la sapetta, la poniamo a soffrissare. Una volta che è soffrissata ha bisogno di tutto questo musco. Cominciamo schina zigote che budda, la prepariamo voi. Questa è su mantessia, è una che budda fresca, come abbiamo proprio questa stagione che scominciando tutto canta il dura. La segamo su. È tutto cosa bella fresca. Tutto cosa bella fresca. Anziché tutte volontari, come venisse al mercato, si accattano. Questa cosa abbiamo su questione del suo tempo. Tu che sei una scippia, una reso di questa società, che ti muovi in meda. Poi questa questione di questa cucina, ma sa gente è la cosa dei papai, ti è cambiato? Cioè, come te sta relata di questa gente, di questa noi siamo più giovani che sono abituati a questa cosa all'estero, no? Panino, imbuttito, fatto su un vacuum. La gente più manna invece chiede comprendente sul valore di manicare ene. Che manicare ene, che renare che noi sponsiamo come una macchina, e questa macchina si deve ponere la benzina giusta, funziona bene. Se gli dà tutta l'attenzione giusta, funziona. E basta su colpo il nostro, se noi lo trattiamo bene, manichiamo bene. E manicare ene non è che renare a manicare cosa particolare, è renare a manicare cosa sana, fatta in un certo modo. E fino a manicare con attenzione. Quindi che non manicare troppo, assaggiare di tutto, variare, poi fino a su pane. Metà giovane non manicare su pane, che su pane va che ti ingrassa su pane, è una cosa essenziale in alimentazione. Naturalmente, torniamo spero a essere ricevuti prima, tocca deare alimenti che siano fatti in un certo modo. Cioè, su pane deve essere fatto in farina, che sia farina alvona, non farina scarrivana, da esatte la vacche di su mondo, che sono mancati pieni di porcheria, di ogni genere, e meno male, secondo me, vada una certa attenzione che sto rendendo. Infatti abbiamo gente che sta cominciando a coltivare. Ma intanto questa gente tiene gana pure di tornare a ricette antiche, papai, sì. Prusa a capiamo a sta terra, con verdura mangiata accanto al domo. A manicare questa cosa di stagione, a manicare sempre in maniera varia e a manicare di tutto con attenzione. Ecco, come ho preparato tutto sul nusco schibighere, ne a parte, ecco, vi poniamo un cantitto di azzu. Sento torra cipolla per due semmini, pilata e allo. Azzichetto di azzu. Questa è una cosa che tende semplice, la cochina salda è fatta di poche cose, non da grande complicazione, di cottura particolare. Ma poi tutto a mano, un gortello, pago. Che è una grande. Sì. Tanto Fabio, e ho preparato tutto, come ti faccio abitare come intendi
composto tutto quanto. La prima cosa che dobbiamo fare è soffrissare la petta ammonnato, quindi andiamo a qua, ozzo e petta e basta. Canto questa è bene soffrissata, vi poniamo sul resto. Anda bene. Maria Antonia, sei un artista proprio, è bello meda. Grazie. E saperirari, ma pettammo, siccome ho chiesto de ghisao de spezzatino, ma pettammo de due papaya a frucchita. Invece sei proprio una minestra, come ti piace stanare? Mentre che sia una minestra, a cucciera. Tasto, Assaggia, il tasta. Un po' caldito, attenzione a ti pure bruciare resti. la limba. Pico un arrochicello pitichello. Ecco. Intende Su su frago profumo, de su, sì, del de su profumo. intendi. Ecco, Maria Antonia. Buono. Questo Sa uomo pezza canto è- le cui si lo prepara finendo tua. Sono pronta a duvare. Fazzile. Sa pezza si scallara in bocca, è proprio buono. Buona. Sai, su Maria Antonia, oggi uso a cabau, si torna a usare piri, no, Stato un però. grande piacere. Salutiamo a tutti, si torna a usare piri a sta puntata che venire a ricetta antica, sempre con Maria Antonietta Mazzone, non si dà per daisi.